scambiamo sguardi, sentimenti e intenzioni di pace. Niente più segno della pace durante la Santa Messa, ma non per questo si cancella l'intensità del sentirsi fratelli. È solo una delle novità al tempo di Covid. Vuote le acquasantiere, distanze di sicurezza come si vede con i posti segnati per ogni banco, comunione portata ai fedeli per evitare assembramenti. Ma nonostante le limitazioni, per i fedeli poter tornare in chiesa è stato molto importante. È stato un dono, come sempre, è un dono che ci viene dato, quello di poter tornare a messa come cristiani. Mancava Tanto. Adesso un po' alla volta si comincia la normalità e speriamo sempre meglio perché c'è la scomodità di non potersi neanche inginocchiare, di altre cose, però insomma l'importante è che cominciamo a vivere. il fatto di non poter dare il segno di pace, ad esempio, No, non è che no. non cambia tanto. Sempre osservare le regole, quindi non è già fatica fare ste robe. Che siamo tornati, è una bellissima cosa. Intanto a Bassano l'abate Don Andrea Guglielmi, in tempi di limitazioni e cambiamenti, ci illustra una novità. La novità più importante è l'accoglienza. Quando una persona entra in chiesa dovrebbe avere la possibilità di trovare qualcuno che ti dice benvenuto, che ti indica come comportarti, che ti indica il posto dove appunto accomodarti, ma tutto questo non è soltanto un tecnicismo, deve essere qualcosa di estremamente umano e mi permetto di dire anche di estremamente cristiano. E sta già avvenendo questo a Bassano? Certo, certamente. Le nostre comunità si sono attrezzate per accogliere le persone e questa cosa dovrebbe funzionare, io mi auguro con tutto il cuore, anche dopo questa emergenza.